Allora, innanzitutto voglio fare i miei più sentiti ringraziamenti a Televon, no, Telecampana Stessa. Ah, Sardegna canta, io non so cantare, no. Sì, comunque, allora ringrazio sentitamente per avermi dato questa opportunità di poter esprimere a me medesima di queste mie scritture, perché fino adesso non mi sta cagando nessuno. Io scrivo tutte queste storie, sì, scrivo queste storie e prima o poi diventerò famosa, io me lo sento che potrei... Allora, da dove traggo l'ispirazione? Ad esempio, no, se vedo passare questo gregge di uccelli in volo, no, subito mi si sta girando e mi immagino questo volo libero, o se sento ad esempio no, starnazzare l'aia sul cortile, l'anatra sull'aia, diciamo, tipo essa, no, no. Ecco, penso, diciamo, a questa vitalità dell'uomo, quindi scrivo tutte queste storie. Sono ostacolata perché cioè, non ho diciamo, questa ritornanza di essere conosciuta, perché queste storie, capito? Mi ha scritto anche, Pirandello, e no, sì, mi ha dedicato anche questa poesia, e se te ne vai, non so se... però io scrivo tutte queste cose, diciamo, ad esempio, Mežuti Levardo, las 3 o 4 virichitos, no, questo è il libretto su, puta más scritto sul libretto che devo scrivere cosa, non lo so, no, perché a parte c'ho questo ostacolamento, c'è questo ostacolamento da parte di questa famiglia che non crede assolutamente in me medesima, ma io lo so di Valerio Lovalse sempre, no, io ad esempio io questo lo sto adoperando per buttare giù, che se sento qualcuno, che so, nitrire un cavallo, io mi immagino questa possenza dell'uomo che ti prende, ecco, essa sempre, no? Sì, prima o poi succederà che io me ne vado via a cavallo, muro. Prima o poi succederà, perché io devo superare questi confini, cioè devo andare via da questo posto, perché non mi credono, capito? Io come esco dal portone sento già questa solitudine che mi rimembra. E cosa si vuole fare? Sono sempre con questa gente attaccata addosso, come le cardanche. No, guarda, lei sempre, lei poi ce l'ho attaccata addosso, sempre che mi controlla. Io devo essere libera, io sono uno spirito libero, io sono un'anima libera, e prima o poi quest'anima volerà in continente, perché mi immagino io voglio andare in continente, no, perché questa Sardegna non mi dà il riflesso dovuto, capito? Non ce l'ho questa, e prima o poi, grazie a Dell'Edda, sì. Sì, prima o poi, frega se no, e prima o poi me ne vado, e tu sì, frega sì, ella, adesso no, guarda, stop, guarda, grazie per questa intervista, io spero che vada in tutte le reti nazionali, anche in Mondovisione, perché è così che ci sarà questa Tasinanta, questo coso che io sia conosciuta, e così sarà, sì, così sarà, e non frega se, ma va.